Pensate alla Sicilia. Vi verranno subito in mente spiagge assolate, mare cristallino e templi classici di una bellezza senza tempo, giusto? Beh, cancellate questa immagine per un momento. Oggi andiamo a raschiare sotto quella superficie luminosa, perché c'è un'ombra molto, molto profonda. In questo nostro approfondimento sulle antiche storie horror del folklore siciliano, esploreremo una Sicilia che non troverete mai sulle cartoline. Parliamo di una vera e propria culla antica e terrificante, del macabro e dell'occulto. Le storie che stiamo per scoprire non hanno assolutamente nulla da invidiare alla più cupa letteratura gotica. Quindi, partiamo subito tuffandoci nell'argomento con una bella domanda provocatoria. Dove è nato veramente il genere horror? Insomma, quasi tutti diamo per scontato che l'orrore puro sia un'invenzione prettamente anglosassone, no? O magari orientale, nata tra le nebbie londinesi o nei tetri castelli della Transilvania. Ma vi assicuro che se scaviamo a fondo diventa lampante una realtà pazzesca. I veri mostri e i miti del terrore hanno radici molto ma molto più vicine alle sponde del nostro Mediterraneo di quanto si possa immaginare. E qui il contrasto storico è davvero sbalorditivo. Ufficialmente i manuali di letteratura fissano la nascita dell'horror nel 1818, l'anno in cui Mary Shelley pubblica il suo celebre Frankenstein. Tutto bellissimo, per carità. Ma se andiamo a sbirciare nel ventre del folklore siciliano, troviamo un terrore che è radicato lì da millenni. Stiamo parlando di leggende occulte modellate da secoli e secoli di dominazioni. Soprattutto quella araba e quella spagnola, che hanno lasciato un'impronta indelebile e, vi dirò, assolutamente spaventosa sulla cultura locale. È letteralmente come avere tra le mani le pagine umide di un antico grimorio proibito. Quello che si apre davanti a noi è un vero e proprio bestiario oscuro, una classificazione con immagini super dettagliate delle creature più inquietanti della leggenda siciliana. Le passeremo in rassegna una per una, non solo per capire che aspetto avessero, ma per scoprire quali paure umane primordiali incarnavano. E per iniziare questo viaggio, dobbiamo scendere giù negli abissi, proprio dove l'acqua nera e gelida incontra la terra. Ed ecco che dal buio emerge Usugyu, e in pratica l'antenato perfetto di mostri che oggi conosciamo bene, tipo il Chupacabras. I documenti storici ne fanno una descrizione a dir poco agghiacciante. Immaginate una creatura anfibia, dal portamento umanoide, con una pelle viscida da rettile. E la sua caratteristica peggiore? Una bocca immensa, zeppa di ventose, letteralmente progettata per strappare via la faccia alle sue vittime. Da brividi. Si nutre di carogne, riesce a ribaltare intere navi e, cosa affascinante, la sua stirpe di non morto risale addirittura alla dominazione fatimide, si ricollega all'antico mito arabo del Ghul, insomma, il nonno dei nostri zombie. C'è un avvertimento tramandato con voce tremante dagli anziani di Brolo che fa davvero raggelare il sangue. Dice, è una cosa misteriosa e troppo brutta da guardare, che se ne sta nascosta. I resoconti ci parlano di una creatura vecchissima, longeva ma non invincibile. Pensate che si dice porti ancora addosso le cicatrici purulente delle pagaiate inflitte dai marinai disperati per difendersi. E la cosa assurda è che gli avvistamenti ufficiali partono dal 1789, riportati sui giornali catanesi e arrivano, udite udite, fino agli anni 80 del Novecento a Torre Archirafi. Ora, dagli abissi marini, passiamo all'oscurità sotterranea con la Marabecca. Parliamo di una creatura di origini arabe che odia ferocemente la luce del sole. Dove si rintana? Nelle acque stagnanti di pozzi e cisterne. E le sue tattiche sono roba da thriller. Usa una voce dolcissima, degli echi suadenti per ingannare e attirare giù nel buio profondo bambini o magari viandanti un po' alticci, promettendo loro dei regali. Vi ricorda qualcosa? Esatto, è impossibile non notare le similitudini con il letale It di Stephen King. La Marabecca è l'incarnazione spaventosamente perfetta della nostra paura atavica per le acque profonde e senza fondo. Ma per comprendere l'origine di simili atrocità, nel folklore esoterico siciliano tutto ruota attorno a un numero ben preciso, il 7. Immaginate una comunissima biscia d'acqua. La leggenda vuole che debba rimanere sepolta viva sottoterra, prigioniera del buio assoluto, per 7 interi lunghissimi anni. È un tempo esatto, un periodo di gestazione carico di tensione in cui l'animale muta, per potersi infine trasformare nella prossima mostruosa bestia del nostro grimorio. E il risultato di quella maledetta prigionia sotterranea? È la bidrina.
Non stiamo parlando di un semplice serpentello cresciuto, ma di un massiccio rettile demoniaco lungo oltre 6 metri. Un vero incubo che per secoli ha terrorizzato la provincia di Caltanissetta. Una bestia con scaglie impenetrabili, praticamente immune ai danni fisici e fatalmente attratta dal fuoco. E sapete cosa beve? Ingurgita le acque sulfuree e tossiche che sgorgano dalle antiche miniere di epoca romana. Un predatore perfetto, silenzioso e assolutamente inarrestabile. Ma la storia della Bidrina diventa davvero insostenibile quando si realizza la tragica realtà storica che si nasconde dietro al mito. La bestia non attaccava a caso, si diceva divorasse i carusi. Chi erano? Erano bambini, piccoli schiavi costretti a lavorare in condizioni disumane nelle miniere di zolfo per estrarre minerali preziosi. E qui capiamo tutto. Questo mostro dai contorni demoniaci era in realtà un disperato meccanismo psicologico inventato per dare un senso all'altissimo tasso di mortalità infantile in quelle gallerie tossiche. Ancora oggi, pensate, a Camutto esiste una fontana scolpita apposta per commemorare la data di uno dei suoi leggendari e brutali attacchi. Lasciamo da parte per un attimo le bestie e passiamo alla magia, quella umana. Emerge qui la complessa e affascinante figura delle maiare. Non immaginatevi i classici demoni, ma formidabili donne in carne e ossa, strettamente legate ai cicli della natura. Sapevano curare il malocchio, ricevevano dei veri e propri battesimi magici durante i solstizi. E la cosa pazzesca, se venivano minacciate, la natura stessa le difendeva scatenando nubi nere di corvi e fitti sciami di api. Tragicamente, però, questa loro indipendenza le portò a scontrarsi con il potere dell'epoca. Molte finirono nel mirino dell'Inquisizione spagnola, perseguitate, torturate e uccise nelle tetre segrete del Palazzo Steri a Palermo. Spostiamoci ora dalle campagne al tessuto urbano. Immaginate di ritrovarvi nella Catania del 1700, a passeggiare tra le ombre della storica Via dei Crociferi. Una strada pittoresca, certo, ma di notte diventava letale. Era il territorio esclusivo di briganti, amanti clandestini e cospiratori. Eppure, persino i criminali più incalliti ci pensavano 2 volte prima di passare di lì sotto la fredda luce della luna piena, perché in quella via sorgeva una minaccia che sfuggiva completamente a qualsiasi logica umana. Quella minaccia erano i cavalli senza testa. Parliamo di apparizioni spettrali annunciate dal sordo rumore di zoccoli vuoti sul selciato. E poi dal nulla, boom, si materializzavano questi destrieri terrificanti, grondanti di fango e sangue coagulato. Ma c'è un dettaglio molto interessante nel folklore urbano. Questi cavalli non attaccavano fisicamente. Fungevano da raggelante presagio, apparivano solo per avvertire chi li guardava della loro imminente e violenta morte. Insomma, il monito sovrannaturale definitivo per chiunque osasse violare l'oscurità di Via Crociferi. E tutto questo culmina in una storia carica di suspense pura, la scommessa fatale. C'era un giovane coraggioso, o forse solo incosciente, che decise di sfidare il mito. Le regole erano precise: attraversare la via a mezzanotte e piantare un chiodo sotto l'arco dell'abbazia di San Benedetto. Lui ci va e ci riesce, ma nel buio totale, battendo il martello freneticamente, senza volerlo, inchioda anche il suo stesso mantello al muro. Nel cercare di fuggire si sente strattonato all'indietro, il tessuto era pesante, di ottima qualità e non si strappava. In quel momento, convinto che le fauci fantasma di un destriero lo avessero ghermito, il giovane crolla a terra e muore lì, sul colpo, letteralmente di puro terrore. Storie come quella che vi ho appena raccontato ci svelano una verità profondissima. C'è un punto critico in cui la linea di confine tra il folklore, tramandato a mezza voce, e la dura realtà si sgretola completamente. Queste paure ancestrali non sono rimaste rinchiuse nei libri di racconti popolari, hanno sanguinato nella vera cronaca nera e hanno poi fatto scoccare la scintilla creativa dei più grandi autori siciliani dell'Ottocento e Novecento. Tracciando l'evoluzione di questa oscurità, salta all'occhio un dettaglio davvero inquietante. L'orrore reale spesso anticipa quello inventato. Tutto comincia nel 1659 con l'esecuzione a Roma della palermitana Giulia Tofana, l'ideatrice della micidiale Acqua Tofana. Poi, nel Settecento, arriva Giovanna Bonanno, la famigerata avvelenatrice seriale che terrorizzò Palermo vendendo il suo misterioso aceto. Ci vorranno moltissimi decenni prima che questi orrori storici aprano la strada alle pietre miliari della letteratura, elevando il macabro finalmente a vera dignità letteraria. Ed è fantastico vedere come questi autori abbiano rielaborato il mito. C'è una genialità squisitamente magra in tutto questo. Luigi Natoli, per esempio, prende la cruda realtà della serial killer Giovanna Bonnano e la trasforma nel romanzo La vecchia dell'aceto.
Luigi Capuana, da quell'enorme innovatore che era, firma Un vampiro, che a tutti gli effetti è considerato il primissimo vero racconto horror italiano. E infine abbiamo il premio Nobel, Luigi Pirandello. Lui fa un passo oltre. Nel suo tragico racconto Male di Luna non si concentra tanto sul mostro, ma scruta a fondo l'angoscia psicologica della licantropia, raccontandoci il tormento del lupo Manaro Bacà e di sua moglie. E così siamo giunti alla fine di questo nostro viaggio oscuro. Ma voglio lasciarvi con una riflessione cruciale, una domanda su cui riflettere. Alla luce di questi miti nati dal dolore, dallo sfinimento nelle miniere di zolfo e dalle fiale di veleno scambiati di nascosto nei vicoli, secondo voi il vero orrore risiede davvero in bestie abissali e draghi sulfurei? Oppure, pensateci bene, queste creature sono semplicemente degli specchi grotteschi forgiati dalla mente per riflettere le realtà storiche più oscure e i baratri insondabili della psiche umana? La risposta, forse, è l'unica vera ombra da cui dovremmo fuggire.